Ho avuto modo di incontrare prima il sindaco, l'amministrazione comunale di Senigallia e poi dopo anche i nostri volontari, i volontari di tutto il Veneto. Sono partiti con 7 colonne mobili, una per provincia, e stanno operando da alcuni giorni qui a Senigallia, e devo dire che sono stato molto contento di sentire da parte del sindaco di Senigallia parole di grandissimo apprezzamento per i volontari della Protezione Civile del Veneto. Ci ha veramente ringraziato, estendo a tutti i volontari i ringraziamenti, e adesso stiamo per proseguire per un altro comune che è stato pesantemente colpito, dove incontreremo altri volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, mentre in questo territorio, nel territorio di Senigallia, stanno operando gruppi comunali e associazioni di altro tipo. In Veneto abbiamo 511 organizzazioni di protezione civile che anche in questo caso sono state magistralmente coordinate e hanno garantito una risposta ai cittadini. Io ho girato un po' in mezzo anche alle case e i cittadini sono rimasti veramente contenti.